Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dalla Paladante di Sesto per assistere alla terza giornata del campionato di Serie A2 di Futsal Girone A tra il Città di Sesto e il Carré Chiupano. Buon pomeriggio da Alessandro Carta, da Mattia Bullita, Enrico Costa per le immagini. Tutto pronto, si aspetta soltanto il fischio iniziale dei direttori di gara, il signor Alessandro Pompeo Ghiretti della sezione di Ciampino e la signora Alessandra Carradori della sezione di Roma 1 al cronometro. La cagliaritana Serena Orgiu, tutto pronto, diamo subito un'occhiata ai due quintetti. Il Città di Sesto parte con Fabrizio Zanatta in porta, il centrale difensivo Eder Ruffine con la maglia numero 11, con la maglia numero 2 Gigi Asquer, con la maglia numero 4 Renan, con la maglia numero 14 Papù, mentre si parte questa gara con il primo pallone giocato dalla formazione ospite del Chiupano. Subito la conclusione del numero 16 Senna, la deviazione di Zanatta in calcio d'angolo, primo calcio d'angolo della partita. Diamo un'occhiata al quintetto proposto dal tecnico Walter Ferraro, che schiera tra i pali Massafra, mentre osserviamo lo sviluppo di questo calcio d'angolo. Ancora l'ex di turno Michael Epp, palla dalla parte opposta per Iosico, ancora Epp in profondità, spera la porta, controllato da Papù, arriva al rimorchio il numero 9 Pedrigno, palla dalla parte opposta per Senna, ancora Senna questa volta col destro, palla sul fondo, mentre diciamo il quintetto del Carré Chiupano con Massafra tra i pali, con la maglia numero 3 Epp, con la maglia numero 9 Pedrino, con la maglia numero 10 Iosico, con la maglia numero 16 Senna. Questo il primo quintetto proposto dal tecnico Walter Ferraro. Ricordiamo che in panchina naturalmente per il Città di Sesto c'è Chicco Coco. Ancora possesso palla, gara iniziata da neanche un minuto, 0-0 ancora il parziale. Giro palla ancora del Chiupano con Epp in profondità, lo scarico ancora per Epp, 1 contro 1 con Ruffine. Si conoscono bene i due giocatori, visto che lo scorso anno hanno condiviso tante battaglie insieme. Adesso lo scarico, può ripartire Renan, ancora Renan, il tunnel cercato da Renan, ma capisce tutto Iosico, interviene lui sul pallone. Giro palla ancora del Chiupano, Chiupano in completo, totalmente rosso, risponde il Città di Sesto con una maglia bianca con colori rosso-blu sul fondo, pantaloncino e calza bianca. Ancora Iosico, palla dalla parte opposta per Epp, le finte di Epp, si ferma, ancora Senna va in profondità, si ferma tra le linee, giro palla ancora del Chiupano, arriva il pressing della Città di Sesto con Ruffine e il numero 4 Renan, palla forzata che termina così in rimessa laterale, dove c'è subito Papù. Papù per Zanatta, Ruffine ancora Papù, adesso è Renan che controlla il pallone, la finta di Papù fa arrivare la palla tra i piedi del capitano. A squadra ancora per Ruffine, c'è il classico movimento in partenza di Ruffine che si alterna ovviamente con Gigi Asquer. È uno schema ormai consolidatissimo questo per il Città di Sesto, va lui o Asquer per calciare col sinistro. Iosico, lo scarico per il numero 9 Pedrigno. Epp spara la porta, mantiene il palla, non c'è il fallo di Asquer. Ancora Iosico per lo stesso Epp, lo scarico. Senna con l'attacco, ma Asquer può intervenire sul pallone, poi serve Ruffine, ancora Ruffine 1 contro 1 col destro, la mette in mezzo, ci arriva l'estremo difensore Massafra. Adesso ancora Papù per Ruffine, non prova il sinistro nonostante ne avesse la possibilità. Adesso Renan con la sinistro, Iosico col corpo spedisce in fallo laterale. Fallo laterale, Ruffine all'indietro, Zanatta
Lo scarico ancora Ruffine, 1-2 con Papù, ci arriva Papù ma ci arriva prima di lui Donato Massafra in scivolata e sbroglia così una situazione complicata per la propria formazione. Ancora Senna, il tocco di Pedrinho che poi riceve ancora dallo spagnolo Josico. Senna la palla dalla parte opposta, il controllo col petto, la mette giù Epp. Pedrinho 1 contro 1 con Renan, ancora Pedrinho, lo ferma Renan in fallo laterale. Ancora la conclusione di Senna. Ancora Senna col sinistro, palla che termina sul fondo. Si parte ancora Zanata con le mani a square, c'è libero dalla parte opposta il numero 4 Renan, porta palla lui, si ferma la sterzata, ancora Ruffine, Papù per Renan, le finte, poi c'è il pallonetto ancora per Papù, il controllo col petto di Papù, 1 contro 1, ancora Papù, si ferma, il pallonetto per Ruffine, palla sporcata, poi il destro di Eder Ruffine, ma la gran giocata di Papù è la risposta di Massafra in calcio d'angolo. Calcio d'angolo, Ruffine sul punto di battuta, Renan la conclusione, ancora Massafra in due tempi sul destro dalla distanza di Renan. Adesso Cau ha preso il posto di Asquer, mentre al posto di Josico è entrato il numero 19, poi c'è il tocco sotto, diciamo il numero 19 Steven Zannoni. Adesso c'è il tocco sotto, come detto non abbiamo visto il numero di maglia, saremo più precisi successivamente. Del numero 8 Chinellato, adesso ancora Papù, le finte di Papù, si defila sulla destra, il destro forte di Papù viene bloccato ancora in due tempi dall'estremo difensore Massafra. Riparte così il Chiuppano, ancora Chinellato, Senna, Chinellato, il controllo, palla che è uscita in fallo laterale. Dentro Bettao per il Città di Sestu. Lancio lungo, Cau arriva sul pallone, lo mantiene anche in campo, ottimo l'aggancio, poi pallone per Ruffine, l'ultimo rimpallo è dello stesso Ruffine. Palla che termina così in fallo laterale, già rimessa in gioco.
Riparte il Chiuppano, ancora Senna, palla giocata dentro verso Chinellato dal numero 20 Baron. Pallone troppo lungo che termina in rimessa dal fondo. Zanatta con le mani, adesso Renan, 1 contro 1 di Renan contro Sanna. Cau cerca il dribbling, l'ultimo tocco dello stesso giocatore isolano con la maglia numero 9, fallo laterale in favore della formazione ospite. Palla in parallela, troppo larga, sbaglia ancora Baron, palla che termina così in rimessa laterale. Ruffine sul punto di battuta, palla allargata sull'altro versante offensivo, vale a dire sul lato di sinistra. In questo momento il solito controllo con la suola per Renan. Ruffine all'indietro ancora per Renan. Andrea Cau per Ruffine, si accentra Ruffine, cerca di giocare verso Renan che aveva però cambiato lato. Palla che termina così in fallo laterale. Rimesso in gioco Masi, è entrato in campo, ancora le finte di Chinellato dalla parte opposta per Baron, il controllo, le finte di Baron, si accentra Baron, arriva Ruffine che va via molto bene, palla al piede però si trascina la palla direttamente in fallo laterale. Baron rimette in gioco verso Zannoni. Masi all'indietro per Zannoni, giro palla. Ancora Masi per Zannoni di prima intenzione, Chinellato, il controllo, entrano nella metà campo avversaria i giocatori del Chiuppano, l'ultimo tocco è di Baron. Fallo laterale, già rimesso in gioco, adesso Renan va via alla diretta avversario, ancora Renan, viene spinto dal numero 19 Zannoni. Non c'è fallo secondo il direttore di gara, molto dubbia questa decisione, ma si riparte con il pallone ancora a 3 piedi per la formazione ospite del Chiuppano. Palla dentro, Chinellato spera la porta, pressato da Ruffine, poi Bettao cerca di intervenire sul pallone, le finte su Bettao e poi c'è il fallo. Fallo di Zannoni che è andato a cercare il pallone, non fischia il direttore di gara. Palla ancora in possesso del Chiuppano. Baron, Zannoni, giro palla ancora del Chiuppano, pressing alto con Bettao, l'imbucata, poi arriva Renan in scivolata che intercetta il pallone destinato a Niccolò Baron. Palla che termina sul fondo, già rimesso in gioco da Massafra. Masi, poi Zannoni, adesso prova lo spunto, ancora Baron, tutto regolare secondo il direttore di gara. Il contatto effettivamente leggero da dietro di Renan su Baron. Rimessa in gioco la sfera da Fabrizio Zanatta, ancora Renan, palla dentro per Caus, per la porta, viene trattenuto, viene addirittura raddoppiato, poi palla recuperata ancora dal Chiuppano con Baron, il servizio per Zannoni ma non può arrivare sul pallone. Riparte la formazione padrona di casa. Ruffine è dentro per Papù, si gira Papù, c'è Iosico su Papù, il pallone ancora per Ruffine, ma arriva Massafra che chiama la sfera, la fa sua in tuffo.
Adesso corpo a corpo Masi Papù, ma poi arriva Ruffine che recupera il pallone, ancora Ruffine, protegge lui il pallone, poi si accentra, mantiene ancora il posto palla all'indietro per Renan, 1 contro 1 di Renan, palla ancora per Capitan Ruffine, tra le linee ancora Renan, perde però il controllo del pallone, riparte così il Chiuppano. Adesso pressing di Cau sul numero 7 Masi, ancora possesso palla per il Chiuppano, Iosico verso il numero 9 Pedrinho, le finte di Pedrinho, il doppio passo, ancora Masi, pallone fuori per Pedrinho, il destro provato da Pedrinho, ci arriva ed è Ruffine che fa carambolare la palla in foro laterale, si appresta alla battuta il numero 16 Senna, già rimessa in gioco. Adesso Epp, poi ancora Renan, ottimo approccio di gara per il numero 4 Isolano, foro laterale Senna sul punto di battuta, la conclusione Zanatta dice di no, poi pallone in profondità dove arriva Massafra, ancora Ruffine, però palla recuperata da Epp, Ruffine in anticipo, ancora Epp, c'è il gol dell'ex di Epp che non esulta, c'è il gol, 9:55 al termine. Arriva il gol di Epp, ma arriva anche il time out chiesto dal tecnico isolano Chico Cocco. Si riparte con il pallone giocato ancora dalla città di Sesto a square, Ruffine, giro palla a Renan, Papù libero che riceve, ancora Renan. Adesso Papù scarica per Ruffine, ancora Papù che si libera per ricevere, 1 contro 1 contro Pedrinho. Ruffine, il pallonetto che termina all'interno dell'area di rigore, quindi del verniciato nero, dove c'è Massafra, Zanatta con le mani al limite dell'area di rigore. Palla fuori, Iosico, Senna, il pallonetto deviato da Ruffine, mentre si scalda a bordo campo Capitan Josic. Ci potrebbe essere qualche problema per il portiere Massafra. Adesso Renan di prima intenzione per Asquare, ancora Square, il dribbling, poi arriva Iosico, prova la conclusione con la sinistro. Già rimessa in movimento il pallone da Massafra. Adesso tenta addirittura il pallonetto Pedrinho, vedendo Zanatta un po' fuori dai pali, indietreggia Zanatta e sfrutta tutti i suoi centimetri. Ancora Renan, c'è l'intervento di Senna, riparte, c'è il gol del 2-0 per il Chiuppano, doppietta per Epp. Città di Sesto 0, Chiuppano 2, la doppietta dell'ex di turno Michael Epp.
Ruffine, Cau per Asquer, anche sfortunato il Città di Sesto sino a questo momento, visto e considerato che anche il raddoppio di Epp è arrivato su una deviazione che ha messo fuori causa Zanatta. Adesso Ruffine, Papù spara la porta, arriva Cau dalla parte opposta, il doppio passo, la conclusione col destro deviata in calcio d'angolo. Ruffine, il pallonetto a Asquer col sinistro in scivolata, non inquadra lo specchio della porta. Mentre ha chiesto il cambio a Asquer. Palla restituita dalla Città di Sesto. Ancora Sanna, adesso Zannoni, Epp le finte, palla ancora per Senna, palla dentro verso Epp, il controllo di Epp, palla messo in mezzo, allontana ancora Ruffine, poi calcia malissimo il numero 16 Matteus Tomazzoni Leo Senna. Questo è il nome completo del giocatore con la maglia numero 16 del Chiuppano. Ancora Papù, dentro Cau spara la porta, allarga dalla parte opposta verso Ruffine. Papù sovrapposizione ancora di Cau, la finta di Ruffine che però sbaglia il tocco. Palla ancora tra i piedi del Chiuppano, Zannoni, lancio lungo di Zannoni, dove però non c'era nessun compagno di squadra. Ancora palla intercettata da Pedrinho, poi Cau alla ricerca del pallone, lo stesso Pedrinho deve allontanare il più lontano possibile in fallo laterale. Si ripartirà con la rimessa in gioco affidata ad Angelo Casu. Adesso Papù, 1 contro 1, si ferma Renan, Casu. Ancora Casu per Renan, sbaglia Renan, può partire il numero 16 Senna, sbaglia Renan e c'è il 3-0 del Chiuppano a 6 minuti e 48 dal termine della prima frazione di gioco. Di nuovo in campo Bettao. Adesso Bettao stoppa il pallone, poi allarga. Ancora pallone per Renan. Renan cerca di saltare il diretto avversario. L'ultimo tocco è di Zennoni, almeno secondo il direttore di gara. Papù, Bettao dalla parte opposta. Adesso Renan ancora per Papù, Bettao spalla la porta, pallone sotto la pianta del piede, lo scarico ancora per Renan, la conclusione, poi Papù insegue il pallone, lo scarica all'indietro. Adesso Casu per Papù, sbaglia anche Papù, palla che arriva a Renan, la conclusione di Renan, ribattuta ancora dalla difesa del Chiuppano. Adesso conclusione di Renan. Deviata ancora in calcio d'angolo.
Bettao all'indietro per Zanata, Zanata allarga verso Renan, 1 contro 1, ancora Renan, palla dentro, Papù spalla alla porta, arriva Casu, prova a girarsi Papù, viene fermato ancora da Zannoni. Ancora Epp, l'aggancio, il tiro dall'auto di destra. Adesso Bettao, pallone che muore nel piede del campione del mondo brasiliano. Ancora Bettao, lo scarico, va lui in profondità. Adesso Casu, il controllo sbagliato anche da Papù, ma rimedia ancora Papù, palla per Casu, Bettao, lo scarico. Renan, ancora Bettao per Papù, la grande giocata di Bettao per Papù, poi Casu con la sinistra, il palo colpito da Casu, non è proprio fortunatissimo il Città di Sesto. Arriva il time out chiesto dal tecnico Walter Ferraro. Chinellato, la rimessa in gioco, Baron, Pedrinho in profondità controllato da Renan, ancora Chinellato, le finte, il contromovimento di Pedrinho, palla per Baron col sinistro, lo scarico all'indietro verso Zannoni, ancora palla dentro Pedrinho, poi c'è la spinta di Casu, vista dalla direzione di gara, c'è anche il giallo. Primo ammonito della partita e poi rimane in terra Renan. Lascia il campo Renan, sicuramente ha avuto un problema, un colpo, ci è sembrato, almeno seguendo poi l'azione non abbiamo visto proprio benissimo, ci è sembrato uno scontro con Pedrinho, era a terra anche lui, si è rialzato Renan dentro, adesso dentro Bettao, Andrea Casu e Ruffine.
per il Città di Sesto. Pedrinho, sbaglia tutto Pedrinho. Zanata col sinistro verso Cau, ancora Cau prova il pallonetto, ma c'è lo spagnolo Josico sul numero 9 isolano, l'ultimo tocco è dell'Iberico. Ruffine, pallone per Betao, poi Casu non riesce nella girata verso la porta. Ancora posto palla per il Chiuppano. Ancora Betao per Ruffine, palla dentro, ancora di Ruffine per Betao. Cau per Asquer, ancora Cau, lo scarico verso Asquer, poi arriva Ruffine, ancora Andrea Cau che controlla il pallone, palla dalla parte opposta per Betao. Asquer, Betao, ancora Ruffine, Betao controlla lui il pallone, poi c'è il fallo di Josico. Sistema il pallone Betao. Poi però arriva Ruffine. Parte Ruffine con la sinistro, palla giocata in parallela, poi la ripartenza ancora del Chiuppano, palla dalla parte opposta per Pedrinho, la sterzata arriva a Square che disturba la conclusione del giocatore del Chiuppano, poi sbaglia anche Ruffine, e se sbaglia anche Ruffine vuol dire che non, fino a questo momento non è sicuramente la giornata migliore per il Città di Sesto. Ancora il Chiuppano, Baron 1 contro 1 con Ruffine, palla che passa poi a Square. Adesso ancora Ruffine cerca di andare via in mezzo a due giocatori. Zanata con le mani, Betao con la coscia mette giù il pallone, palla dalla parte opposta per Ruffine, ancora Betao, sempre incollato al piede il pallone del campione brasiliano. Cau con la destro, palla calciata in diagonale, termina in fallo laterale. Ancora Pedrinho, il controllo di Pedrinho, riesce a servire Baron, palla dalla parte opposta verso Masi. Pedrinho, lo scarico ancora per Masi, il dribbling stretto di Masi su Cau, ancora pallone dentro, arriva a squadra, poi tocco morbido di Cau per Ruffine, poi Betao si ferma, stava arrivando Cau, Massafra con le mani, Pedrinho spara la porta, si ferma alle finte, ancora Josico, la palla in parallela, poi allontanata da Fabrizio Zanata. Ancora Josico, arriva Papu in anticipo, palla per Betao con la sinistro, Betao prova il sinistro, pallone che arriva lì nella zona di Massafra e allontana dalla parte opposta dove c'è Zanata. Ruffine, pallone tra le linee ancora per Papu, Papu cerca e trova Betao, ancora Betao, pallone morbido per Papu col destro, pallone
che termina alto sopra la traversa, fuori Bettao, dentro Renan. Senna per Pedrinho, l'imbucata di Pedrinho, poi palla giocata ancora in parallela da Senna per lo stesso Pedrinho che non può ricevere il pallone, fuori Pedrinho, dentro Chinellato per il Carré Chiuppano. Adesso Renan ha ripreso il suo posto in campo, Ruffine dentro per Papù, spara la porta, c'è il tocco col braccio di Senna. 1 minuto 15 secondi alla conclusione del primo tempo. Città di Sestu 0, Chiuppano 3. Ancora pallone intercettato, giocato verso Epp, poi arriva Renan, viene fermato ancora Epp, salta Renan sullo stretto, Chinellato in diagonale, Zanatta riesce a dire di no alla conclusione in diagonale, poi c'è il destro da fuori aria di Epp. Ancora Renan in anticipo, poi si allunga troppo il pallone, non riesce a mantenere il pallone in campo. Adesso lancio lungo di Senna tra le braccia dell'estremo difensore Fabrizio Zanatta. Asquer, Papù, ancora per Asquer, dalla parte opposta c'è Renan libero, riceve in questo momento. Adesso Papù, ancora per Ruffine, recupera il pallone Ruffine, poi Renan cerca di metterla in mezzo, pallone che secondo il direttore di gara ha già superato la linea del foro laterale. Renan per Asquer, ultimo tocco della difesa del Chiuppano, ancora Asquer col sinistro, questa volta alta, la conclusione sopra la traversa. Ancora Zannoni, rilancio lungo, 5 secondi sul cronometro da giocare in questo primo tempo. Zanatta prova lui il sinistro dalla distanza, mira sbagliata, termina qui la prima frazione di gioco con il parziale di 0-3 in favore della formazione ospite del Chiuppano contro il Città di Sestu. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Amici di Diretta Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari, scontro al vertice nel campionato di Serie D Girone G, Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e il Bosa in vantaggio! Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli a dire di no, ora poi rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Diretta Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. Seconda frazione di gioco alla Paladante di Sestu per la terza giornata del campionato di Serie 2 di Futsal Girone A tra il Città di Sestu e il Carré Chiuppano. Primo tempo che si è chiuso con il vantaggio di 3-0.
in favore della formazione ospite grazie alla doppietta messa a segno dall'ex di turno, vale a dire Michael Epp, e il gol del numero 16 Senna. Adesso Bettao spara alla porta, il passaggio verso Papù, ancora Papù che controlla il pallone, va in profondità Ruffine, ancora Bettao per Renan, capisce tutto Epp, lo ferma in fallo laterale. Ancora Bettao, la sponda per Renan. Calcio d'angolo già battuto dallo stesso Bettao, adesso Ruffine col sinistro in due tempi, ancora Massafra. Poi il lancio lungo, Renan di testa, Papù col petto, la mette giù, può servire Ruffine, lo fa in questo momento, palla dalla parte opposta ancora per Renan, Bettao spalle alla porta, mantiene lui il posto palla, la protegge, la conclusione di Renan, ancora Massafra in calcio d'angolo, ma ci sono spiragli, c'è forse una luce in fondo al tunnel di questa partita, almeno così sembra in questo avvio di ripresa dopo un minuto. Già andata più di una volta alla conclusione la formazione padrona di casa, anche in questo momento Ruffine calcia verso il secondo palo, in ritardo Papù non può intervenire sul pallone, palla che termina così in rimessa dal fondo, già effettuata con le mani dall'estremo difensore Massafra. Adesso Zannoni, lo scarico, Papù si dimentica il diretto avversario, deve arrivare Zanata fuori dalla propria area di rigore per spedire il pallone in fallo laterale. Epp all'indietro per Massafra, ancora Epp, ma Massafra sbaglia il tocco con i piedi, fallo laterale subito rimesso in gioco dalla città di Sesto. Ancora Ruffine, palla dentro per Papù, spalla alla porta, deve tornare indietro, ancora al ritroso per Ruffine, la palla dentro. Renan intendeva servire Bettao che ha fatto un movimento diverso, è andato verso il pallone invece di allargarsi per provare ovviamente la conclusione con il sinistro, palla che invece termina in fallo laterale. Adesso c'è Renan, il fallo, e arriva anche il giallo per Renan. Secondo giallo di questa partita, entrambi per i giocatori della città di Sesto. Parte Senna con la sinistra, palla verso il primo palo. Ruffine, Papù, c'è Bettao libero, non riceve invece Renan. Adesso Bettao, la sponda di prima intenzione, poi va in profondità, ancora Ruffine per Papù, arriva ancora Ruffine a rimorchio, la conclusione di Ruffine bloccata ancora da Massafra. Adesso palla giocata in profondità, arriva Ruffine, il pallonetto per Bettao col petto, la palla Morella, ancora Bettao che serve Renan, la conclusione di Renan, ancora Zannoni in scivolata. Calcio d'angolo, Renan, Papù, il palo ancora di Papù a Massafra, battuto, non certo fortunato il città di Sesto, però ci sta provando con tutte le proprie forze
la formazione nata da Chico Cocco. Ancora Renan, la conclusione con la sinistra ribattuta. Renan non deve commettere fallo, poi c'è Ruffine. Ruffine, forse il contatto con Renan non c'è stato, è andato giù Renan. Arriva il fischio del direttore di gara, ovviamente non Renan ma Epp, scusate. Calcio di punizione, ancora Epp. Zannoni, lo scarico per Senna, ancora Senna, porta palla a lui, palla intercettata da Papù, superiorità numerica, 3 contro 1, ancora Papù per Ruffine, ancora Ruffine col sinistro e il gol del capitano che accorcia le distanze. 3-1 per il Chiuppano contro il Città di Sestu, e il capitano che cerca di tenere a galla la barca, e il capitano che cerca di caricarsi la squadra sulle spalle, e arriva il gol del capitano ed è Ruffine. 17 minuti 23 secondi da giocare ancora in questa ripresa. Città di Sestu 1, Carre Chiuppano 3. Ancora Ruffine, il pallonetto, ancora Papù con la sinistra, la risposta ancora di Massafra. Ultima deviazione di Papù, ma ancora il Città di Sestu in pressing altissimo, in proiezione offensiva per cercare di arrivare almeno a giocarsi la partita per questa seconda parte di secondo tempo. Adesso Zanatta. Bettao per Papù, cerca il dribbling Papù, ovviamente anche Papù deve incidere di più in questa formazione, da lui ci si aspetta tanto, soprattutto a livello tecnico, a livello di 1 contro 1 con gli avversari, per cercare di dare sempre la superiorità numerica. Ancora Papù, scarica su Ruffine, il pallonetto per Asquera al volo, il mancino di Asquera questa volta trova la deviazione del giocatore con la maglia numero 16, vale a dire Senna. Baron scarica per Zannoni, giro palla Pedrigno, ancora per Senna. Il pressing adesso di Asquer, non sa chi servire. Bettao in pressing, Pedrigno, c'è il pressing di Papù. Adesso fuori Zannoni, dentro lo spagnolo Josico. Palla dentro, Papù controlla che la sfera termini in fallo laterale. Ancora Papù, Ruffine. Bettao in parallela, controlla lui il pallone, si accentra, non riesce a spostarlo Josico. Ancora Papù, Ruffine. Bettao sempre spalla alla porta, pallone sotto la pianta del piede, arriva il rimorchio ancora a Ruffine, c'è il fallo di Josico, ma soprattutto arriva il tunnel un po' fino a se stesso, perché il direttore di gara ha fischiato il calcio di punizione in favore della Città di Sestu, ma il tunnel di suola di Bettao ai danni del diretto avversario, vale a dire Senna, è da far vedere ai ragazzi che si vogliono avvicinare, ai bambini che si vogliono avvicinare sicuramente a questo sport, perché è fatto con una naturalezza incredibile. Certo che il Città di Sestu, se dovesse recuperare a pieno anche il campione del mondo Bettao, valore aggiunto, che dovrebbe essere un valore aggiunto per questa squadra, allora ovviamente avrebbe una forza soprattutto offensiva molto molto maggiore. Calcio di punizione, adesso a Square, 2 uomini in barriera più l'estremo difensore, scarico per Ruffine, ancora Ruffine fuori verso Papù, non riescono a mandare alla conclusione il numero 14 Papù. Adesso Bettao, ancora pallone sotto il piede, Ruffine, il 3-2, ma la giocata è quella di Bettao, è quella che ci si aspetta a Sestu, per farsi spellare le mani, per farci spellare le mani, per farci
stropicciare gli occhi. Bettao col tacco, con nonchalance manda al tiro Capitana Ruffine, che accorcia ancora le distanze. 3-2 Carrecchio Pano, 15 minuti 50 secondi ancora da giocare. Adesso Baron va in profondità, viene fermato da Asquer, non c'è il tocco secondo il direttore di gara. Ancora Bettao scivola, invece Renan. Bettao col sinistro ancora, anzi era Papù che è scivolato, probabilmente c'è il parquet bagnato. Adesso la pressione del Paladante, la pressione soprattutto della città di Sestu si fa sentire sulla formazione ospite allenata da Walter Ferraro. Laterale Ruffine, Asquer dentro per Bettao, ancora Bettao spalla alla porta, lo scarico ancora per Capitana Ruffine. Asquer, Bettao, il controllo, Iosico non gli dà più l'appoggio, Bettao mantiene ancora il possesso palla, si gira Bettao, le finte di Bettao, scarica per Renan, arriva a rimorchio Asquer col sinistro, ma Safra ancora con i piedi. Adesso Ruffine dentro per Bettao, ancora rimorchio, questa volta Renan, viene sporcato il pallone, può ripartire così Baron, chiede il cambio Bettao, 1 contro 1 Diep con Asquer, ma arriva il giallo anche per Asquer. Eccessivo forse il direttore di gara in questo atteggiamento, sta diventando fiscale soltanto con i giocatori della città di Sestu. Terzo giallo all'indirizzo del numero 2 Asquer. Epp sul punto di battuta, all'indietro verso Iosico, ancora Baron, Epp, palla in profondità, Pedrinho, il controllo, palla sporcata da Cau, arriva Epp, il pressing ancora di Cau, adesso Asquer su Pedrinho, le finte di Pedrinho, cerca di andare via da Asquer, deve stare attento Asquer, appena ammonito, ancora Pedrinho, cerca di superare Asquer ma lo ferma Asquer con esperienza, con tenacia. Adesso c'è il fallo di Baron. Fallo di Baron su Asquer, chiedevano e soprattutto protestava la panchina, chiedeva il giallo per il numero 20 Baron. Calcio di punizione, Renan sul punto di battuta, 2 uomini in barriera per Donato Massafra, vale a dire Baron
e poi a scalare Epp. Rufina e Caus sui due pali che usciranno probabilmente per qualche blocco, per liberarsi, anzi si allargano. Parte Renan col destro, ma Safra col piede spedisce ancora in calcio d'angolo. Ancora Renan con la destra, questa volta la mira è sbagliata. Josico, Baroni, il controllo di Epp, palla in profondità. Adesso Chinellato che non riesce a mantenere il pallone in campo, già rimesso in gioco da Rufina. Adesso Papù, 1 contro 1 di Papù, si accentra Papù, scarica per Rufina, palla deviata ancora in calcio d'angolo, rimane a terra ancora Massafra, andrà a scaldarsi ancora Josic. Massafra soffre di una borsite, per cui ogni volta che va giù in terra ovviamente ha dei problemi. Si rialza Massafra, riprende il posto tra i pali. Adesso calcio d'angolo, il pallone toccava al volo col destro, non inquadra la porta. Josico, pallone in profondità, Epp non ci può arrivare. Già in piedi Bettao. Adesso Rufina e palla dentro per Pedrini, per Papù, arriva Renan, l'ultimo tocco dello stesso Renan in fallo laterale. Questo giallo è uno scandalo. Questo giallo è uno scandalo, visto e considerato che Renan aveva appena toccato il pallone in gioco e stava correndo verso la sua metà campo. Secondo giallo dato dalla direttrice di gara. Secondo giallo per Renan. Non ho voluto commentare più di tanto, ma signori, questo secondo me è un secondo giallo a dir poco generoso. Superiorità numerica adesso per il Chiupano, 13 minuti 40 secondi. Pedrigno, 5 contro 4 per il Chiupano, adesso sbaglia, può ripartire il Città di Sesto, ancora Asquera per Papù. Asquera entra in scivolata, deve stare attento anche Asquera che è già ammonito. Rufina calcia in profondità, palla sul fondo. Pedrigno porta palla a lui, serve Senna, ancora Senna, la conclusione, Zanata spedisce in fallo laterale, già rimesso in gioco, ancora Pedrigno, il pallone quasi intercettato da Papù, cerca di chiudere la linea di passaggio Papù. Pedrigno
sino alla fine col sinistro. C'è il gol del Chiuppano, il 4-2 del Chiuppano. Adesso rientra in campo Bettao. +2 per il Chiuppano. Come condizionare una gara. Ancora Bettao, spara la porta, Bettao, le mani addosso di Senna, poi Bettao tocca il pallone verso Asquer. Pedrinho, il tocco, Zanata. Zanata, adesso Papù, c'è il fallo di Epp e arriva il giallo anche per Epp. Gara comunque ancora viva e combattuta. Calcio di punizione, Papù per Ruffine con la sinistra, pallone che rimane là, ancora allontanato, è lo stesso Ruffine che la recupera, poi allarga per Papù, c'è libero a Square. Papù 1 contro 1 con Epp, arriva Bettao, palla dalla parte opposta, ancora Ruffine. Adesso Bettao spara la porta, allo scarico per Papù, si ferma Papù, prova gol a sinistro, ribattuto ancora da Epp, poi a Square, controlla che la sfera termini in fallo laterale, lo rimette subito in gioco per Ruffine. Adesso Bettao, ancora lui, c'è il fallo di Zannon, di Zannoni, calcio di punizione, Bettao subito per Ruffine, giro palla, ancora Papù, Bettao, la finta di Bettao, arriva Zannoni che spedisce in fallo laterale. A Square col sinistro, palla che sorvola la traversa della porta difesa da Massafra. Ancora Zannoni, lancio lungo a Square su Epp. Adesso Ruffine, Bettao, pallone messo giù, ancora Bettao, cerca l'assist per Papù. Non si capiscono i due, palla che termina così in fallo laterale. Baron è lui che mantiene il suo palla, c'è il pressing di Asquer, il tocco di Asquer, poi Zanata con le mani mette subito in movimento Papù, ancora Papù, Ruffine, tutto gol sinistro, poi Bettao, ancora il pallone verso Ruffine, se fosse passato sarebbe trovato a tu per tu con Massafra. Adesso Ruffine per Asquer, ancora Ruffine, c'è Papù libero, Bettao, ancora Bettao spara la porta, Papù con la destro, pallone ribattuto, ancora Zanata che calcia dalla distanza, ha sbagliato tutto Zanata. Pedrinho, le finte contro Papù, lo salta Pedrinho, poi scarica, ancora Zannoni, lancio lungo, Zanata con le mani mette subito in movimento a Square, allarga ancora per Papù, difende ai 10 metri il Chiuppano, a Square, Bettao, ancora Bettao, spara la porta, può servire a Square, lo fa in questo momento il pallonetto, a Square la mette giù con la coscia, Ruffine, Bettao, ancora Bettao, prova a girarsi lui questa volta, ancora Bettao, mantiene il pallone, lo lascia là, poi Papù con la destra, ancora Massafra sull'assist, un cioccolatino servitogli dal capitano Ruffine.
C'è il giallo anche per Cau. Mentre si è fatto male Zanata, è scivolato all'interno della propria area di rigore da solo, aveva richiamato poco fa l'intervento della signora Alessandra Carradori, che ovviamente non ha ascoltato il portiere italo-brasiliano. Da qui si vede benissimo che il parquet è bagnato. Laterale Ruffine, mentre Zanata ha ripreso il suo posto tra i pali. È stato ammonito Andrea Cau, mentre non è stato ammonito il giocatore del Chiuppano. Ancora Ruffine, palla dentro, Cau, il controllo, c'è Bettao libero, riceve in questo momento. Ancora Bettao, spara alla porta, mantiene il suo palla Bettao. Adesso Papù, ancora Papù per Bettao, rimane lì il pallone che poi viene allontanato, ancora in fallo laterale. Ruffine, Bettao, ancora Bettao, arriva a rimorchio Cau che prova il destro in corsa. Non c'è stato nessun tocco, palla che termina in rimessa dal fondo. Adesso lancio lungo per Baron, l'aggancio ottimo di Baron, poi il servizio verso Chinellato, ancora Chinellato, palla dentro verso lo stesso Chinellato, arriva a Ruffine, fallo laterale per il Città di Sestu, già battuto, ancora Bettao, ha spazio Bettao, può liberare il sinistro, lo fa in questo momento, ribattuto adesso Papù all'indietro per Cau. Bettao ancora per Cau, la conclusione, poi arriva Bettao, c'è il tocco di Zannoni. Ruffine, Bettao, palla fuori per Papù, 1 contro 1 di Papù, il sinistro provato da Papù, respinto ancora da Senna. Ancora Bettao, Papù col destro. La deviazione di Senna, ammette Senna di aver toccato il pallone, ma da 1 metro il direttore di gara non è riuscito ad avvertire né il rumore né vedere il tocco del giocatore del Chiuppano, che ha alzato la mano e ha detto sì, l'ho deviata io, e a quel punto anche il direttore di gara ha dovuto ammettere l'errore. Adesso fallo laterale per il Chiuppano. Zannoni, palla all'imbucata per Chinellato. Zanata, poi arriva l'anticipo di Pedrigno, ancora Pedrigno col destro. Palla che termina sul fondo. Adesso Ruffine, Cau il controllo. Pallonetto ancora per Cau, va lui alla conclusione col destro, palla che sfiora il palo sull'esterno della rete. 8 minuti e 39 secondi ancora da giocare in questa ripresa. Adesso Ruffine, c'è il controllo non preciso e non riuscito
a Pedrinho. Bettao, ancora Bettao per Andrea Cau, si ferma Andrea Cau, è lui che protegge il pallone, fallo laterale in favore della Città di Sestu. Ancora Ruffine con la sinistro, Massafra in due tempi. Adesso Pedrinho, sbagliano in fase difensiva Andrea Cau con Ruffine, si perdono l'uomo in profondità, poi Cau rimedia in fase difensiva. Fuori Bettao e Cau, dentro a Square e Papù. Calcio d'angolo messo fuori, Zannoni, il controllo, poi Chinellato, la finta di Chinellato, ancora Epp, adesso Pedrinho, passaggio per Zannoni, la forzatura, poi Epp non trova il compagno di squadra, vale a dire Chinellato in fase offensiva, pallone tra le braccia di Zanata che mette subito in movimento a Square, Casu. Adesso Ruffine per Papù, spara alla porta. Ruffine dentro per Papù, c'è l'anticipo di Zannoni. Già rimesso in gioco il fallo laterale, caso di prima intenzione per Ruffine. Ancora Ruffine, si gira questa volta col destro sul primo palo. L'intervento ancora di Massafra. Calcio d'angolo a Square col sinistro, pallone troppo alto. Dentro Senna. Adesso Chinellato, lo scarico per Epp, la finta di Senna, palla deviata da Square. Adesso fuori Massafra, dentro Baron, quinto di movimento per il Chiuppano per cercare di tenere il possesso palla e soprattutto lontano dalla propria porta i giocatori della Città di Sestu. Adesso sbaglia l'intervento Ruffine, Pedrinho, pallone dentro, arriva Zanata con le mani, può rimettere subito in movimento a Square, non c'è Baron in porta, pallone per Papù, ancora Papù con la destra, la deviazione di Pedrinho. Fuori Pedrinho, dentro il numero 10 Iosico. Ruffine, Papù, spara alla porta, può scaricare per Asquer, lo fa in questo momento la finta di Asquer, arriva Bettao. Ancora giro palla per il Città di Sestu. Papù tra le linee, pressato da Epp, ancora Papù. Adesso Ruffine, il controllo. Adesso Bettao. Lo scarico per Asquer, palla dentro, Papù, Asquer ancora con la sinistra, palla deviata. Chinellato, mantiene lui il posto palla, poi Iosico. Adesso palla intercettata, Bettao, posizione centrale. Mantiene il posto palla Bettao. Bettao spalla alla porta.
Ancora Papù. Conclusione ancora ribattuta. Adesso Papù sta difendendo molto basso il Chiuppano. Ancora Bettao. Papù. Asquer fa girare il pallone. Ancora 5:40 sul cronometro. C'è tutto il tempo per il Città di Sesto. Adesso ancora Ruffine. Palla dentro. Papù prova col destro. Si gira lui. Poi arriva Asquer con la sinistro. Pallone calciato forte ma sul fondo. Chiede il cambio Papù. Senna. E poi il pressing di Cao. Ancora Senna. Pallone morbido però direttamente in fallo laterale. Fuori Chinellato, dentro Senna. Asquer, Ruffine. 3 mancini in campo per il Città di Sesto, più Andrea Cao, ancora la deviazione di Cao, poi Josico completa il disimpegno in fallo laterale. Bettao per Asquer, adesso Ruffine, c'è libero Cao, ancora Ruffine, prova lui il sinistro dalla distanza, pallone che termina in rimessa laterale. Adesso lancio lungo, Pedrinho col petto per Epp, il salvataggio, poi Zanatta con i piedi. C'è l'intervento ancora di Zanatta, Bettao, il controllo, Bettao si libera molto bene del primo avversario, arriva il secondo, c'è il fallo. C'è il fallo di Epp, calcio di punizione. C'è il quinto fallo commesso dal Chiuppano. Arriva il time out chiesto dal tecnico isolano Chico Cocco. Un uomo in barriera, vale a dire Pedrinho, parte a Square con la sinistro, pallone calciato sul primo palo. Epp posizionato in barriera a scalare, fa il suo dovere spedendo la palla in fallo laterale, sempre 4-2 in favore della formazione ospite, gravata però a 4:46 di 5 falli. A Square con la sinistro al volo, pallone che termina in rimessa dalla fondo già effettuata da Massafra. Josico verso Senna, ancora Josico, ma c'è l'intervento di Ruffine, 3 contro 3, ancora Ruffine, sbaglia però il controllo, può ripartire così il Chiuppano. Pedrinho, Bettao lo chiude in fallo laterale. Ancora quinto uomo di movimento. Per il Chiuppano, pallone giocato all'indietro verso Chinellato, il controllo. Senna, c'è la conclusione, Zanatta fuori dai propri pali, indietreggia, ma pallone altissimo sopra la propria porta. Adesso Ruffine, Bettao, arriva a rimorchio anche Cao, Bettao mantiene il suo palla. Non lo raddoppiano. Adesso a squadra, palla dentro per Cao, il controllo, c'è il tocco di Epp. Papù si prepara con la maglia da giocatore di movimento. Adesso lo sfrutta anche Chico Cocco a 3:50 dal termine. Papù per Ruffine, adesso Bettao a square, ancora pallone per Bettao, fuori per Ruffine con l'appiato, poi c'è la girata di Andrea Cao e poi c'è la conclusione di Senna, ma Papù ha lasciato il campo col pallone giocato già in profondità con le mani da Massafra. Adesso Bettao spara la porta, il controllo del pallone da parte di Bettao, dentro di nuovo Papù, riceve in questo momento adesso Cao,
Giro palla della Città di Sei sulla finta di Bettao, c'è la deviazione, fallo laterale in zona d'attacco ancora per la formazione padrona di casa. Ruffine, ancora Papù, Cau, il controllo. Adesso Bettao per Asquer, si accentra Asquer, non va alla conclusione. Bettao spara la porta, è lui che scarica Asquer con la sinistro, la deviazione ancora di Epp. Adesso Papù riceve, Cau di prima intenzione, Bettao non riesce. Non riesce nella deviazione. Io ho l'impressione che questi partono prevenuti, cioè è incredibile. Questo sì, assurdo. Anche a me. Laterale Pedrigno mette in movimento Epp, c'è l'intervento di Cau. Due minuti 40 secondi. Ancora Pedrigno, c'è l'intervento, questa volta dubbio di Asquer. Ho dovuto già ammonito, quindi bisogna stare attenti. Adesso Bettao, rientra in campo Papù. Cau per Papù di prima intenzione, poi Bettao, pallone giocato da Bettao, Pedrigno calcia dalla distanza, non inquadra la porta. Papù con le mani verso Ruffine, ancora Ruffine per Bettao, dalla parte opposta Cau. Papù ancora per Cau, sbaglia Cau, Pedrigno alla porta praticamente libera, prende il palo, Pedrigno praticamente la porta sguarnita, è in posizione centrale, quasi più difficile da sbagliare che da realizzare. Ancora Papù, la finta Cau, adesso Ruffine, la finta ancora di Bettao. Adesso Cau prova la conclusione, deviata ancora da Epp. Papù. Adesso Ruffine, ancora Ruffine, lo scambio con Papù. Asquer per Bettao, Bettao cerca la giocata. Palla fuori ancora per Asquer. La finta di Papù. Ruffine, 1 minuto e 7 secondi al termine. Ancora Ruffine con la sinistro, ma Safra spedisce in calcio d'angolo. Già rimessa in gioco. Ancora Papù, Bettao di prima intenzione per Ruffine. Papù, giro palla, Cau. Non calcia Cau. Adesso tenta il dribbling, lì riesce ancora Cau per Bettao e sbaglia. Poi la fortuna, serve ancora Epp, 2 contro 1. Ancora Epp, pallone per Pedrigno e c'è il gol in contropiede di Pedrigno che chiude i giochi. (5-2) per il Chiuppano, ma la fortuna del Chiuppano sulla deviazione di Bettao
deviata, doppia deviazione, poi il pallone carambolato sull'unico giocatore libero del Chiupano, vale a dire Epp, che è potuto partire in contropiede, 2 contro 1, e gol del 5-2 per la formazione nata da Walter Ferraro. Ancora Bettao, Papù non riesce nel controllo, adesso Zannoni dalla distanza con la porta sguarnita, fuori Papù, dentro Zanata. Rufine, adesso Bettao, c'è il pressing su Bettao, fanno trascorrere questi ultimi 10 secondi di gioco. Il pallone rimane lì fermo. Termina così la sfida tra il Città di Sestu e il Carré Chiupano, con la vittoria per 2-5 della formazione ospite. Dalla Paladante di Sestu è tutto, da Alessandro Carta e da Mattia Billutta per il commento, è tutto, mentre per le immagini Enrico Costa le ha curate per Diretta Sport. Io vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento sui prossimi impegni targati ancora Diretta Sport. Diretta Sport, le tue partite in diretta streaming. Diretta Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Diretta Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Diretta Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.